Buongiorno, eccoci a una nuova puntata della rubrica Io non so di tappo. Andiamo in Veneto per parlare di farina e del suo nodo d'amore, un Tre Venezie bianco IGT che utilizza un tappo sostenibile innovativo. La storia vinicola di oggi ha origini nella Val Pollicella, un paesaggio ricco di balzi terrazzati, colline e avvallamenti, un'esplosione di cultura a vigneto, olive e ciliegi che, come un anfiteatro naturale, avvolge la sua città di riferimento, Verona, in quel clima mite generato dal lago di Garda, dall'Adige e dalle pendici dei Monti Lessini. Fortemente radicata nella zona storica della Valpolicella classica, l'azienda Farina ha però scelto per il vino di oggi una denominazione ben più ampia di quella che l'ha sempre caratterizzata e ha abbracciato la denominazione delle Tre Venezie IGT. Ma perché si chiama così? L'area geografica vocata alla produzione, quindi di questa IGT, si estende su un territorio molto vasto a nord-est della penisola italiana, che comprende appunto le zone che un tempo venivano proprio chiamate Venezia, ossia Venezia Tridentina, il Trento, la Venezia Euganea, Veneto e Friuli e la Venezia Giulia. Tale territorio è protetto a nord dalla catena delle Alpi e dalle Dolomiti, mentre a sud confina con il mare Adriatico e con il fiume Po. L'intera zona era già conosciuta per la produzione di vino sin dall'epoca dell'Impero Romano. Con la nascita poi della Repubblica Serenissima, Venezia estese le sue influenze commerciali e politiche agli attuali territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, definiti appunto le Tre Venezie o le Venezie, nonché poi sulle coste isole orientali del mare Adriatico fino alla Grecia. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, il periodo dell'impero austro-ungarico segnò un'altra tappa molto importante per il fiorire della viticoltura di queste zone e per il miglioramento sia delle varietà sia delle tecniche culturali. Il recente disciplinare Tre Venezie IGT è ampio e prevede la produzione di vini bianchi, rossi e rosati, anche nella tipologia frizzante e novello, con una ricca gamma di vitigni autoctoni e non. Il vino di oggi è prodotto prevalentemente con l'uva Garganega, arricchita con Chardonnay e Sauvignon Blanc. La Garganega è un vitigno autoctono proprio del Veneto centrale, che si esprime al meglio nelle zone caratterizzate da suoli di origine vulcanica, formati da rocce basaltiche, ricchi di tufo e inclusioni calcaree, con vigneti posizionati possibilmente su ripidi pendii collinari. Dà vita a vini bianchi, secchi e dolci, di altissima qualità, oggi riconosciuti in tutto il mondo proprio per il loro particolare profilo organolettico e per la sua versatilità, che gli permette di prestarsi a stili molto diversi, dai più freschi e immediati all'affinamento in legno. E grazie anche alla sua naturale acidità è in grado di assicurare ai vini una buona predisposizione all'invecchiamento o anche alla spumentizzazione. Inoltre la sua acidità, così come la resistenza delle bucce al marciume, rende la Garganega ideale anche per l'appassimento. Infatti con quest'uva si produce il rinomato Recioto di Soave o il Recioto di Gambellara, due tra i vini passiti più rinomati d'Italia. Ma ora andiamo a conoscere meglio la cantina Farina. La cantina Farina nasce nel 1973, proprio nell'area classica della Valpolicella, e oggi sono Claudio, Elena e Alessandro ad avere in mano le redini di un'azienda familiare che negli ultimi anni si è imposta tra le realtà emergenti del veronese. Aspirando alla creazione di vini di alta qualità, la famiglia Farina si affida a tecnologie moderne e tecniche all'avanguardia nel processo di vinificazione. Ma la qualità nasce prima di tutto dalla cura dei 45 ettari di vigneti nella Valpolicella classica, di cui 10 ettari di proprietà e altri 35 condotti da viticoltori conferitori storici, veri e propri complici nella produzione dei loro vini. E ora andiamo a approfondire il loro nodo d'amore. Nodo d'amore, nelle sue espressioni bianco e rosso, è la sintesi perfetta tra storicità e modernità, proprio le due anime della cantina Farina. La storia la troviamo nel simbolo dei tre nodi d'amore raffigurati sullo stemma di famiglia inciso anche nella pietra di volta all'ingresso della tenuta quattrocentesca.
La modernità la troviamo nella sua scelta della recente denominazione GT Tre Venezie, che come un nodo d'amore nella versione bianco lega i 3 vitigni, Garganega al 55%, Chardonnay al 30% e Sauvignon Blanc al 15%. Le diverse uve vengono raccolte in tempi diversi, con in ultimo la Garganega che matura molto più tardi. Poi avviene la diraspatura, pigiatura soffice e criomacerazione a circa 10 gradi per 2-3 giorni, che precedono la fermentazione in acciaio di vasche inox termocondizionate per il 70% del mosto e in barrique francesi nuove con batonage per l'altro 30%. Nasce così un bianco di corpo intenso, aggraziato e strutturato, dal colore giallo paglierino con intensi riflessi oro. È avvolgente, intenso al naso con note agrumate e richiami vegetali che si alternano a sensazioni dolci di cedro candito, vaniglia e biancospino. Al palato è ricco e complesso con un finale leggermente agrumato e persistente. Direi perfetto abbinato a piatti a base di pesce, di mare, di lago, con crostacei e molluschi. Allo stesso tempo, vista la sua struttura, può accompagnare bene anche piatti a base di carni bianche come il pollo, tacchino, coniglio e da provare anche con i piatti asiatici in salsa agrodolce. E arriviamo infine alla scelta del tappo, che ricaduta è sul Nomacork Select Green 300. Questo perché è garanzia di qualità e costanza, sia per il produttore sia per il cliente finale.